Un po' di Raffaele, per niente, che bello. Allora, siamo al K11, ragazzi, stiamo andando in un supermercato K11 o K Yao in cinese. Stiamo andando nel supermercato internazionale più bello di Cheyenne. Però prima di andare al supermercato vi faccio vedere cosa c'è in questo centro commerciale. Qui abbiamo un posto eccezionale. Questa è una scuola per equitazione. Allora vi faccio vedere una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere a Cheyenne, ovvero il negozio di Chiara Ferragni. E per uomini non c'è niente. Chiedi che a lei piace. Ma tu conosci Chiara Ferragni? Vabbè, andiamo al supermercato adesso. No, non cominciamo con Nutella. Vabbè, ecco, qua c'è il reparto Nutella. Cosa più buona d'Italia? È la Nutella. Qui è la Nutella del Lidl. Oh no, del Rostino. Anche costa in più. Come può essere più di È forse un marchio che è famoso all'estero. Hazelnut? No, È uguale alla russo, Nutella. È russo. Nusa russa. Qua c'è Rigoni di Asiago, 55 yuan. Come sai che è fatta in Polonia? Perché questo qui è fatto in Polonia. Dove scrive? Volan, qua. Uha. Vabbè, qua c'è tutto il reparto ortofrutticolo. Che ne so, 2 cipolle, 1 euro. Questo qui è il bancone della gastronomia e qua stanno vendendo un po' di cose. Mi sa che sono verso orario di chiusura, quindi qua c'è il reparto dei formaggi. Qui c'è un bel grana padano, 55 yuan, circa 6 euro. Qua abbiamo pure un po' di marchi italiani come Beretta. Bacon, prosciutto cotto. Altri formaggi. Qua c'è vitello, manzo,
Qui per esempio abbiamo fettine di vitello, 200 grammi, 32 yuan, quindi circa 4 euro. Questo qui è maiale, qua abbiamo circa 200 grammi di maiale a 3 euro. Qua abbiamo pure il pollo e qui abbiamo un pollo nero. No, Niaozi, non lo so. Pollo circa 300 grammi a 1 euro, 1,20 euro, 6 yuan e 29. Qua c'è tutto il reparto pesce, frutti di mare, crostacei. Questo è il reparto sushi. Infatti salsa di soia, wasabi. Qua è tutto surgelati. Abbiamo pure le pizze italiane. Ecco, possiamo presentare una pizza. Non è italiana, è Sì. Oetker. Come? È il ristorante, è un marchio italiano. Ecco una con bandiera italiana che si può dire. Questa non è italiana però. Non è italiana. E c'è una da Iceland. Vabbè, forse. 4 formaggi? Ma quante pizze ci sono qua dentro? Quante pizze sono? Una secondo me. Una sola? Una sola. E quando pizza col tonno? 48 yuan. Quando sono 48 yuan? Circa? Quanti? 8? 48. Tipo 7 euro. 7 euro. Una pizza sul 6. 6 euro, una pizza surgelata a 6 euro. Qua c'è il reparto vino, champagne, liquori, whisky, visto, Black Label, Ballantine, Jägermeister. No, vabbè, ma sono quelli che a noi non piacciono perché sono quelli con la crema dentro. Tabusiao Bangiù. Ferrero Rocher. Ok, qua è tutto ambiente birra di importazione. E da quando ho portato la birra da Giovanni, qui c'è la Leffe, tante birre che non conosco, la Stella Artois, ok, un po' di liquori asiatici, non vorrei dire una cavolata, forse questo qui è sake, non lo so, questo qui sicuramente è sake. Comunque da quando ho portato la birra Peroni da Giovanni è spuntata magicamente qui, ecco qui la Peroni, finalmente. Questo è lo shoju, un liquore coreano che spesso viene bevuto insieme alla birra. O per farvi capire, una bottiglia di Peroni qua al supermercato piccolina, 15 yuan, circa 2 euro, mentre un Heineken 9,50, 10, quindi circa 1,50 euro. Gardena, Un altro prodotto dalla Gardena. i Loacker, quanto costano? Una scatola? 6 euro quasi, 6,5. mamma mia. Ecco anche i piccoli, tipo 1 euro. Quanto costano in Italia? In Croazia ci sono questi? Sì, non mi ricordo, li compravo in Gardena per adesso. Però in questo supermercato c'è anche l'area delle cose che sono in scadenza, che costano poco. Kinder Visto? Scadono tra un po', quindi costeranno poco. ma costa sempre lo stesso. No, 7,80. No, guarda qui. Oh, levando che i pistacchi è la mia frutta secca preferita, qua abbiamo il Ritz.
e i Nutella stick. Questi qua sono buonissimi, no? Ecco, un po' più di 2 euro. Vediamo che c'è Kinder Bueno. Questo. Ifu? Ma ISO Ifu. Che significa Ifu? Vestito, vestito. Qua abbiamo lì Oreo, scritto anche in coreano. Ma sono coreani gli Oreo? Ma no, dai. Eh sì, perché sono scritti sia in coreano. Sai che forse sono coreani? Boh. Non sono. Ecco, 2 euro per. 2 euro circa, dai. Questi qua sono i miei biscotti preferiti in Cina, i Lotus. Ovviamente la mascherina è obbligatoria dentro i centri commerciali, qualcuno non la mette o la mette male, però tra l'altro in queste ultime ore abbiamo scoperto che a Incheon, che è una città di circa 4 milioni di abitanti vicino Cheyenne, vicino Dalian, è riscoppiato il coronavirus, quindi ora riscoppiato, qua vuol dire 3 casi, quindi tu hai paura, Mattia? Mi dissocio, però nel senso che la situazione si sta attenzionando, quindi tutte le persone che sono state negli ultimi 14 giorni a Incheon devono dichiararlo, eccetera eccetera. Ti viene da Incheon, deve fare un tampone, cosa che prima non era prevista. Vabbè, sono tutte quelle dinamiche che vengono messe in atto per non fare ripiombare. Parliamo di cibo, dai, ti prego. Ah, qui ci sono le patatine San Carlo, qua ci sono le patatine. Qua c'è dei San Carlo prima, qua c'è dei Lays. Abbiamo sour cream and onion. Poi abbiamo sale, aceto, barbecue. Qua abbiamo tutto olio d'oliva, abbiamo perfino olio de cecco a 99 yuan, a circa 13 euro, 99 yuan. Ecco, qui c'è il reparto pasta. Abbiamo Barilla. Barilla, che è pasta più buona d'Italia, dicono magari anche in Europa. No, scusami, la pasta più buona d'Italia è qua. De Cecco. La Sicilia. Abbiamo De Cecco. Melissa primo gusto. Oh, la Barilla siamo a 2,50 euro 500 grammi. Addirittura pasta di semola di grano duro al nero di seppia di Rustichella d'Abruzzo, 8 euro. Qui abbiamo una parte molto più asiatica con aceto, salsa di soia, insaporitori strani e vari. Qui abbiamo invece un po' di cose cirio come piselli, ceci, legumi e cereali, le lenticchie, il tonno, che questa qui è una marca forse spagnola o del Sud America molto importata in Cina. In basso invece abbiamo dei marchi cinesi, abbiamo la mitica Spam, la carne in scatola, 26,80 €. Abbiamo addirittura Del Monte, abbiamo le fettine di ananas del Monte, incredibile. Ok, siamo arrivati alla parte più amata dagli italiani oltre la pasta, ovvero le salse. Partiamo dalla parte più brutta, ovvero salsa alla carbonara. Che buono. Ma questa qui fa schifo. Cos'è pasta bake with creamy tomato and mozzarella? Che cos'è? Poi passiamo a dei sughi pronti, un po' più commestibili, come la marca Gallo, che fa questa salsa con i funghi, la Sicilia, che è un marchio qua molto
rispettato, sugo al tonno, sugo ai funghi, e la barilla così pesto, il pesto rosso. Sotto abbiamo altri sughi pronti della barilla, più queste cose qui ignobili. Potete vedere Ciro e Mutti sono abbastanza radicate in Cina come la barilla. Infatti qua abbiamo i sughi pronti della Ciro, arrabbiata, basilico, napoletana. Non manca il pesto, abbiamo il pesto Filippo Berio. Chi è? Ciao Filippo. Poi abbiamo Sacla, che è una marca conosciutissima in Italia ovviamente, con tanti tipi di pesto. Ed ecco qui le passate di pomodoro. Passiamo dalla polpa, polpa Mutti, polpa per la pizza, la Cirio. Ad esempio una scatolina di polpa della Cirio costa... quanto costa? 13,50 €, quanto è? 1,80 €? 1,80 €. Però c'è un bellissimo assortimento in questo supermercato, veramente bello. Ragù. Questo qui penso sia una delle... non so cosa sia peggio tra questo e questo. Tra il ragù chunky sauce. 6 cheese, mamma mia. Ok, continuiamo il tour. Qua abbiamo le marmellate. Sempre Cirio. Abbiamo sempre la Cirio che monopolizza il mercato. Poi qua abbiamo la super Nutella. Oh, qui abbiamo già un po' di bibite particolari. Cosa? Bibita italiana. No, ancora no. Ecco, qui passiamo all'acqua. Abbiamo la Perrier. Una bottiglia di Perrier alla pesca, 9,90 €, circa 1,30 €. Questa è l'acqua. Allora, racconta la storia di quest'acqua per favore. In realtà è questa qui. Questa, sì. Questa qui un po' più grande forse, però 17,50 €. No, euro, RB. Sì, renminbi. Che è successo? Ti ricordi cosa è successo quella sera? Una sera mio amico aveva molto sete e voleva prendere un'acqua In un bar. in un bar. E tipo prima che l'ha comprata ha detto solo vedi che bella, chiedi solo quanto costa, perché ordinava 2. Io mi aspettavo un'acqua cinese, mi è arrivata sta bottiglia qui, bellissima. 2 bottiglie, 2 bottiglie penso 50. 50 yuan, quindi abbiamo detto buiao, non la vogliamo. Poi abbiamo l'acqua panna, formato grande, 16,80 €, circa 2 €. La San Pellegrino, formato grande, 10,50 €, quindi circa 1,30 €, 1,40 €. Poi abbiamo un sacco di acque che non ho mai visto nella mia vita, acque giapponesi, l'acqua Fiji, l'acqua di Dora l'esploratrice, attenzione, la Evian, però non c'è l'Evian di Chiara Ferragni. Qui abbiamo tanti altri tipi di acqua. Ecco, qui c'è un po' di acqua di gusto. Qua c'è l'acqua sole, 42 yuan, l'acqua sole. €42 sono circa 6 €, una bottiglia di acqua. Vedi, qua abbiamo un caffè espresso del Boss. Abbiamo il frappuccino di Starbucks, il cheese latte. Oh dai, scegliamo una bevanda e ce la beviamo dopo il video. Ah, il Mr. Santori, questo è il tè più schifoso della Cina. Questo è tutto Santori giapponese, mi Sì, sembra. ma veramente, Milk tea giapponese che è molto buono. il mio amico Edoardo lo ama, questo Santori. Sandali. Arrangiata San Pellegrino, Questo che volevi. arrangiata amara, ma non hanno le arance siciliane, quindi niente. Ecco, qui c'è la Fanta, qua ci sono le bevande straniere però fatte in Cina, quindi possiamo pure vedere i simboli cinesi. La Fanta diventa Fenda, ok? Fenda. La Sprite, che neanche scrivono Sprite, qua direttamente Shui, ok? Questa è senza zucchero, Utan, ok? Senza zucchero. Qui c'è la Coca-Cola, ok?
Coca-Cola 2,80 €, tutte 2,80 €, quindi circa meno di 50 centesimi. Poi qui abbiamo la Red Bull, attenzione, abbiamo due Red Bull, una gialla e una del colore originale. Questa qui è thailandese, è una copia di quella originale, il gusto è praticamente identico. Ok, qui abbiamo anche il caffè. Passiamo dai caffè a durian. No, non ci posso che caffè a durian, no. Caffè solubile e poi abbiamo il caffè classico. Quindi abbiamo Lavazza, qui abbiamo Lavazza 250 grammi, 69 yuan. Una rapina, sul Taobao costano molto meno. Abbiamo Illy? Ma guarda, il caffè è molto meglio comprarlo sul Taobao, te lo dico. Vi ricordo che siamo in un supermercato particolare, un supermercato internazionale, quindi i prezzi sono molto più alti rispetto al solito. Quindi ad esempio arance, 4 arance, 1 kg, 38 yuan, circa 4,50 €. Qua c'è il frutto più puzzolente della Cina, ovvero il durian. C'è Ubai Kush Sanshia. Quindi abbiamo questo durian che all'interno è così, un frutto molto puzzolente, costa 32 yuan e 80 ogni 500 grammi. 你觉得好吃吗？好吃。Questo è il frutto del drago. Vabbè, qui veloce. Abbiamo colluttorio, igiene intimo, dentifrici. Però qui è tutta roba importata, non ci sono marchi cinesi, c'è pure tutta roba per la casa, accessori per la casa, quindi piatti, posate, bicchieri, pentole e niente. Niente, spero che vi sia piaciuto questo giro in questo supermercato internazionale al K11. Tu chi sei? Dillo se vuoi, chi sei? Cosa mi rappresenti? Buongiorno, Wosh Mati. Sucio Jiaolien. Bravo. Nishinari Ren. Olio spray extravergine. Questo è interessante, quando cucini non è male. Ecco. Estratto a freddo. 100% italiano. Della marca italiana. Mantova. Vabbè, allora vi salutiamo, ciao, una buona giornata. Ciao ragazzi e ragazze. Che buono questo succo. No, ballare. Mi rovini i video. Dai, i croati rovinano tutto.